con Marco Lozzi, presidente del gruppo Spinoni Italiano, quindi è un omaggio a questo cane straordinario. Perché siete qua nel Delta del Po, qua in questa bellissima location, Cacappello, e cosa ci presentate oggi? Allora, abbiamo scelto questa location per festeggiare un evento molto importante, il 70° anniversario della fondazione del nostro club. Allora, il nostro club nasceva nel 1949, nell'ottobre del 1949 a Codogno, per opera del dottor Paolo Brianzi, medico veterinario, che fu appunto il coordinatore nonché il fondatore della nostra associazione di razza, che nasceva allora con il nome di Famiglia dello Spinone. Poi di seguito è stata trasformata in Club Italiano Spinoni. Perché siamo qui? Perché l'anno scorso, proprio in questo periodo, ci fu l'inaugurazione di questo magnifico monumento, che è frutto di una donazione del capitano Panebianco, Carmelo Panebianco, no? Che ha voluto donare a ricordo di un suo evento strettamente personale, ha voluto regalare al luogo, quindi al Delta del Po, questa raffigurazione dello Spinone, che è sicuramente un personaggio del Delta del Po, dell'economia venatoria del Po e della tradizione, diciamo, del Delta. Ma questo monumento ha una doppia valenza. Pensate che è stato realizzato dal dottor Gian Girolami, no? Utilizzando delle schegge o dei bossoli residuati bellici del conflitto del 1915-1918, cioè la prima guerra mondiale. Quindi ha una doppia valenza: ricordare lo Spinone, ma ricordare anche questo tristissimo evento, ricordarlo perché ciò non accada più. Ecco che allora, a distanza di un anno, abbiamo deciso, noi del direttivo, di festeggiare questo evento proprio in questa location, no? Quindi è una manifestazione assolutamente importante, è una manifestazione storica, e il programma prevede oggi una esposizione con valutazione morfologica e domani una valutazione funzionale tramite una prova su selvaggina naturale, cosa che in queste magnifiche zone non certo manca. E quindi speriamo il pubblico ha risposto in maniera importante. Ci sono 63 spinoni iscritti in raduno e ben 36 iscritti nella prova di lavoro. Allora, questo monumento ci è stato donato da un privato, in particolare dal comandante Carmelo Panebianco, che è qui presente oggi. E è stato inaugurato solo un anno fa e ha riscosso molto successo anche a livello internazionale, soprattutto per gli amanti del settore e per gli amanti dello Spinone, appunto, quanto cane del tizio, quindi che ha origine nel Delta e non è un cane, una razza creata in laboratorio, ma è appunto un cane che nasce dal nostro territorio con determinate qualità e particolarità consone appunto alla ricerca della selvaggina. E che dire, oggi invece siamo qui dopo un anno a festeggiare i suoi 70 anni, quindi oggi è il compleanno dello Spinone che festeggia 70 anni. Sì, il mio amico, carissimo amico Giorgio Moretti, un giorno purtroppo per me motivi di salute mi ha salvato la vita, e dato che lui è un grande amante del cane, ho dedicato a lui il monumento dello Spinone proprio nella città di Portoviro, e mi sentivo proprio in dovere, era un mio dovere farlo, anche come amante del cane. Ecco, chiediamo al signor Moretti, che è un'amicizia che vi lega, al di là del cane e tutto, però questo monumento, che è anche in una posizione che tutti possono vederlo, quanta soddisfazione le dà passare di qua e dire
questo è un monumento che anche per merito mio è qua a Portoviro, unico tra l'altro in Italia, poi anche con delle caratteristiche particolari che ci hanno spiegato, fatto con i bossoli dei residuati bellici della prima guerra mondiale, quindi ha una valenza anche simbolica importante. Io penso che sia la soddisfazione più grande che ho avuto, ho 80 anni, penso che sia arrivata la soddisfazione più grande che ho avuto, perché io lo spinone ce l'ho, perché ho incontrato mia moglie che aveva 14 anni e suo padre aveva uno spinone, che ho deciso o prendere la spinone o prendere mia moglie, le ho prese tutte e due, me le sono portate a casa. Pentito o contento? Contentissimo, lo rifarei queste cose. Il viaje va empezando, fronteras voy cruzando para encontrarte a ti. Navegando, siento che sto. Ecco, lo spinone, che è questo cane decisamente autoctono del nostro territorio, che ha aiutato tantissimo durante i periodi, diciamo, di magra anche economica. Che ricordi ne ha lei di questo cane? Un grandissimo cane, bravo da caccia, è molto buono con i bambini, con i grandi, è un cane veramente meraviglioso. Il viaje va empezando, fronteras voy cruzando para encontrarte a ti. Qui, come diceva il Presidente prima, abbiamo fatto mostre a livello mondiale del mastino napoletano, dei levrieri, dei molossi. Per chi non lo sa, probabilmente Portoviro è la capitale della cinofìlia, vorrei dire italiana, abbiamo fatto 7 mostre nazionali. Questa è l'ennesima dimostrazione: dove c'è la cinofìlia, dove c'è la volontà di fare, si raggiungono grandi obiettivi. Lo spinone è un cane nostro, è una delle 16 razze italiane. È un cane di palude, è un cane che ben ci sta in queste zone, è addirittura uno dei cani più antichi e sicuramente trae origini da questi territori. Acqua, palude, selvaggina e, come hai detto tu, utilizzo per l'uomo che doveva anche cacciare per mangiare. Va sondeando che ruta he de seguir, volaré y nunca miraré para abajo. Mi viaje va empezando, fronteras voy cruzando para encontrar